by Filippo Cicci.
noches. Esta no está la espera para la metedora hermosa. Para el programa pasado, spariamo cielo. Good evening, we are waiting to connect with Radio Nostra. For the program starts, volume 0. Buonanotte, noi estamos esperando para se conectar con Radio Nostra. Para el programa de SAT, spariamo de zero. Siamo in attesa di collegarci con Radio Nostra. Per il programma SAT, spariamo a zero. Buenas noches, estamos a la espera para conectar con Radio Nostra. Para el programa de SAT, spariamo cielo. Good evening, we are waiting to connect with Radio Nostra. For the program starts, volume 0. Buonanotte, noi estamos esperando para se conectar con Radio Nostra. Para o programa de SAT, spariamo de zero. Buonasera, siamo in attesa di collegarci con Radio Nostra. Per il programma SAT, spariamo a zero. Buonasera, siamo in attesa di collegarci con Radio Nostra. Per il programma SAT, spariamo a zero. Buenas noches, estamos a la espera para conectar con Radio Nostra. Para el programa de SAT, spariamo cielo. Good evening, we are waiting to connect with Radio Nostra. For the program starts, volume 0. Buonanotte, noi estamos esperando para se conectar con Radio Nostra. Para o programa de SAT, spariamo de zero. Eccoci qua, buonasera a tutti. 25esima puntata con me, appunto c'è Rossella che l'abbiamo sentita. Ciao Rossella. Ciao Gianluigi. Come va? Molto bene naturalmente. Bene. Perché anche se non è Tana libera tutti, comunque cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Qualcosina insomma passa, insomma, qualcosina va.
Questa sera gran collegamento, oggi questa sera un programma un po' diverso dal solito, ma comunque va bene, va benissimo sempre. E presenteremo un libro e quindi abbiamo i nostri ospiti collegati e mando la sigla, che poi oggi non è la nostra sigla solita, oggi c'è un cambiamento un po' su tutto. E poi vogliamo festeggiare, ma sì, anche perché dobbiamo resistere ancora di più con questa situazione, e quindi cosa mettiamo? Resistere. Assolutamente in linea. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, si alguna vez me falta tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré.
Eccoci tornati nuovamente qui in studio che poi lo studio è quello di casa nostra. Allora, quindi collegati abbiamo un po' in giro per le case Gianandrea Mencini. Salve, Ciao. buonasera a tutti, ciao. Buonasera, benvenuto. Abbiamo Silvio Testa Ciao a tutti. Benvenuto con noi. e Paolo Rosa Salva. Ciao a tutti, Ciao. Bentornato. E ovviamente Grazie. ovviamente questi tre personaggi veneziani ormai che tutti quanti conosciamo e che conoscono a Venezia e non solo a Venezia, perché li abbiamo chiamati? Perché Gianandrea ha avuto, adesso ci racconta come, la voglia, la volontà di scrivere un libro su un veneziano doc, diciamo, ambientalista doc, che è Pino Rosa Salva, che è un po' parente di Paolo Rosa Salva, molto vicinissimo. È il padre di Paolo. Gianandrea, come ti è venuto, cioè il perché scrivere questa, non è una biografia, sono degli scritti, questo saggio su Pino? Sì, eccolo qua, questo è il libro Pino Rosa Salva, Venezia e la sua laguna, ed è un libro che ho scritto con grande emozione. Devo ringraziare innanzitutto voi che mi avete invitato qui in radio a poter parlare, ed è anche il primo appuntamento di fatto, purtroppo anche a causa di questa emergenza sanitaria, che parliamo di questo libro. E devo sicuramente ringraziare la famiglia Rosa Salva, Paolo Rosa Salva in primis, che ha avuto il coraggio e mi ha scelto per poter curare questa pubblicazione su suo padre, e poi la famiglia Rosa Salva nel suo insieme, che voleva ricordare Pino Rosa Salva per quello che è stato per Venezia, ed è stato molto per Venezia. E io ho avuto l'occasione di conoscerlo in una situazione molto particolare nella mia tesi di laurea. Io sono laureato in storia contemporanea e ho fatto una delle prime tesi di laurea nel Dipartimento di Studi Storici di Ca' Foscari sulla storia dell'ambiente, del territorio, dedicandola questa tesi al dibattito politico-sociale dal 1966 alla prima legge speciale, affrontando quindi dei temi molto importanti, direi fondamentali per affrontare la questione Venezia. E per scrivere questa tesi sono andato nella sede di Italia Nostra, che mi serviva ovviamente leggere i bollettini, i documenti, e lì ho incontrato Pino Rosa Salva, che in modo molto attento, meticoloso, metteva via tutto quanto, le sue lettere, i suoi studi, le sue ricerche, i suoi articoli sui grandi problemi di Venezia, soprattutto dopo l'alluvione del 66. È stato un rapporto molto importante per me, perché mi ha aperto veramente la strada sulle grandi tematiche della città e della laguna, e ho potuto frequentarlo molto successivamente anche poi all'interno delle liste verdi, di cui ero entrato molto giovane, e che Pino poi è stato anche candidato in Parlamento, mi pare, per il Senato, e poi è stato anche per 4 anni consigliere comunale per le liste verdi, il momento fine anni 80, primi anni 90, il momento più importante, direi, per la storia dei Verdi d'Italia, e soprattutto a Venezia, dove avevano anche degli ottimi risultati. E il libro quindi è un libro che racconta la storia, la vita di Pino Rosa Salva, ma non è una vera e propria biografia. È stato costruito raccontando sostanzialmente attraverso la vita di Pino Rosa Salva e il suo impegno per Venezia. Abbiamo raccontato dei momenti cruciali della storia della salvaguardia della città, dall'alluvione alla grande battaglia contro il canale dei Petroli, questo grande canale industriale che veniva aperto all'interno della laguna. Abbiamo affrontato il tema importante del Fronte per la difesa di Venezia, che fu un movimento negli anni 60 molto importante, e che vide Pino Rosa Salva protagonista, assieme anche a Paolo, a dire il vero, più giovane, a Silvio, che è con noi, più giovane, e anche a altri personaggi molto importanti come Franco Rocchetta,
ed era un movimento trasversale molto particolare e originale per quel periodo. Se pensiamo al 68, ricco di grandissimi momenti di contestazione legati a molti temi sociali, il Fronte per la difesa di Venezia con Indro Montanelli, che ne fu il noto giornalista allora, scriveva per il Corriere della Sera, una guida su questo fronte che incominciò a affrontare i temi della salvaguardia della città, del ripristino morfologico della laguna, della difesa della laguna, e le prime grandi battaglie contro lo sviluppo industriale in gronda lagunare, quindi di Porto Marghera. Esatto, ambientalista. Sì, ma direi anche sotto certi punti di vista a livello italiano. Nel 68 ci sarà la grande mobilitazione per bloccare la Corte Maggiore, una petroliera nel canale dei Petroli. Non solo i militanti del fronte, ma anche pescatori di Pellestrina, di San Piero in Volta, di Sant'Erasmo, insieme bloccheranno questa petroliera. Sarà uno dei primi grandi esempi a livello europeo di una vera e propria manifestazione di blocco navale per motivi ambientali. Pino è stato, secondo me, ha disegnato la storia della salvaguardia della città. Poi lascio parlare Paolo e Silvio, che anzi loro hanno vissuto il fronte, quindi hanno potuto lavorarci più attivamente con Pino. Lui ha avuto questo grande, sì, il disegno di essere in grado di leggere prima di altri le grandi problematiche lagunari, le grandi contraddizioni che ancora oggi sono presenti nella salvaguardia della città. Un uomo onesto, un uomo assolutamente convinto di quello che faceva e che era pronto a dibattere con tutti, ma sicuramente la convinzione che aveva dentro di essere nel giusto lo portava spesso appunto anche a scontrarsi con i poteri forti, al quale Pino non si è mai piegato sicuramente. La sua figura quindi mi ha permesso di ricostruire tra gli anni 60 e gli anni 90 i grandi temi della salvaguardia della città, cruciali, fondamentali, che rappresentano le contraddizioni ancora esistenti, come dicevo, a Venezia, e che quindi è un libro che non è, come dicevi tu, una biografia. Io penso che sia un bel libro di storia della salvaguardia di Venezia. Le testimonianze di Silvio, di Paolo, di Gianfranco Bettin, di Pietragnoli, di Rocchetta, di Alberto Vitucci, che lo hanno conosciuto, sono testimonianze fondamentali che rendono proprio idea della grande originalità del personaggio Rosa Salva. Beh, che la città, non solo noi, che la città prima o dopo debba fare un omaggio formale a Pino, secondo me su questo non ci piove. Chissà che questo libro non apra un percorso che arrivi a qualche cosa di più istituzionale che non il riconoscimento del peso che ha avuto Pino nella storia di questa città, dato da chi ha lavorato con lui, dagli amici e dai conoscenti, no? Io devo dire che rileggendo la mia testimonianza, no, prima di inviarla a Gianandrea, mi sono accorto che avevo parlato anche molto di me, no? E mi sono detto, ma insomma, forse è eccessivo, alla gente magari non interessa. E invece poi, riflettendo bene, ho lasciato tutto così come mi era venuto, perché mi sono reso conto, non ci avevo mai pensato bene fino a quando ho affrontato questo tema, che devo tantissimo alla figura di Pino per quello che sono
per quello che sono stato, addirittura devo dire per il lavoro che ho affrontato. Perché io quando ho conosciuto Pino, praticamente subito dopo la maturità, che io avevo fatto poi a Belluno, perché io ho studiato gli ultimi anni di liceo, li ho fatti in collegio, diciamo che ero un po' troppo vispo da ragazzo, i miei mi avevano messo in collegio, no? E io quindi gli ultimi 3 anni prima del 67-68 non vivevo a Venezia, ero in montagna. E quando sono ritornato a Venezia, attraverso Paolo, che era mio amico, insomma, no? Ho conosciuto Pino e mi sono avvicinato a questo movimento che era nato praticamente l'anno prima. Io veramente non sapevo nulla di nulla, no? Cioè, proprio la laguna per me era il canale della Giudecca, insomma, non avevo cognizione dei pericoli che correva. L'acqua alta del 66 che avevo vissuto come tutti i veneziani, chiuso in casa, in messe di cene, era passa quasi più un'avventura che non una tragedia, no? Cioè, è solo nel rapporto con Pino che ho cominciato a capire qual era il contesto che aveva provocato quello, quali erano i rischi che la città aveva corso, quali erano le forze in gioco che comportavano i danni e i pericoli che la città e la laguna correvano. E ripeto, città e laguna, perché che i due temi fossero inscindibili, anche questa è una lezione di Pino, no? Che certuni ancora non capiscono, no? Cioè, quando per tornare all'attualità e per parlare di un tema che tutti conosciamo, no? Quando sento dire che il problema delle grandi navi è toglierle dal bacino di San Marco, no? E portarle altrove, no? Continuando comunque a ipotizzare soluzioni devastanti all'interno della laguna. Questo significa che la lezione di Pino, che città e laguna, laguna e città sono un tutt'uno, non è ancora passata, ha ancora bisogno di essere in qualche modo illustrata e sostenuta. Ecco. E per cui, come posso dire, riconosco, io il mio imprinting l'ho avuto sostanzialmente da Pino, ed è un imprinting poi che non è stato solo mio personale, è tutta una generazione che è stata formata sulle idee di Pino e che ha portato avanti le idee di Pino, che poi alla fine sono la cornice imprescindibile di tutti i temi della salvaguardia lagunare che ancora oggi si dibattono. Cioè, quando io scrivo che Pino è stato il padre dell'ambientalismo veneziano, lo dico proprio in senso letterale, cioè tutti i temi su cui tuttora si dibatte sono temi che ha analizzato e lanciato Pino a suo tempo, per cui è veramente una figura centrale nella storia del Novecento veneziano e anche del 2000 veneziano, perché è imprescindibile, non si può ragionare su Venezia e la laguna senza tener conto della figura di Pino. Ma quindi mi pare di capire un pensiero ancora di grandissima attualità, cioè non sono temi importanti che però fanno parte di un passato e adesso si affrontano altre cose. Mi pare di capire che siamo ancora lì, diciamo, dove sono stati messi a fuoco i problemi e sono gli stessi che ci troviamo oggi di fronte, quindi. Certo, sì, assolutamente. Sì. Parli tu, Paolo? Sì. Sì, infatti lui leggeva quelli che si chiamavano antichi scrittori di idraulica. In realtà gli scritti di Cristoforo Sabadino, così come molti altri scritti facenti parte del magistrato alle acque, dei savi alle acque e così via,
avevano una vastità di analisi e di interpretazione di fenomeni lagunari come fenomeni interconnessi, non già di idraulica in quanto solo idraulica. È che essendo pubblicati ai primi del Novecento dal Magistrato alle Acque, che era amministrato da idraulici, diventava tutto idraulica, e invece non era assolutamente così, e mio padre leggendo se ne era ampiamente reso conto, cioè quello che si chiama studio sistemico dell'ambiente lagunare era già ciò che faceva Cristoforo Sabadino alla sua epoca, perché leggevano i fenomeni lagunari interconnessi, non in maniera settoriale. Era un modo di leggere la laguna che distava tantissimo da quello che veniva praticato negli anni 60 perché la legge che istituiva il Consorzio per lo sviluppo della terza zona industriale del cosiddetto canale dei petroli è del 63. All'epoca, definivano la laguna il cratere lagunare, addirittura come se si trattasse, cosa c'entrava con i vulcani, non lo so. Cioè uno spazio è un modo vuoto, no? Quindi uno spazio appunto, vuoto era dove... una definizione, cioè, come se e Venezia veniva sostanzialmente la città vista separata dalla laguna, anche a seguito della costruzione del ponte translagunare, che prima tutto arrivava attraverso la laguna a Venezia, dopo arrivava tutto attraverso il ponte, e quindi c'era stata una scissione tra questa integrazione che esisteva ed esiste ancora oggi, quindi, e che è fondamentale. Certo, ciò che dice Silvia mi fa un grandissimo piacere, e lui che lo legge adesso mi fa ancora più piacere. Tenete conto che con Silvio si andava a vogare assieme alla Bucintoro, lì dove conobbi il nome di Almiro Bergamo, nonno di Gianluigi, grandissimo campione di canottaggio. Siamo in famiglia qua stasera. Le dinastie, ma è così, perché Almiro Bergamo era un grande campione di canottaggio e quindi viveva in laguna, la laguna la conosceva attraverso questi nomi, queste figure, questi colossi della storia del canottaggio veneziano. Uno se li ricorda e se li porta dentro, è il legame che esisteva tra la città e la laguna, cioè si potevano fare competizioni di canottaggio in canale della Giudecca, cioè, sarebbe inimmaginabile, insomma. No, neanche immaginabile, assolutamente assurdo solo a pensarlo. Eppure la canottieri Bucintoro come l'Acqueria organizzavano. Ricordo anch'io qualcosa del genere, con estreme difficoltà, perché c'erano già fenomeni di moto ondoso, sebbene neanche paragonabili a quello di adesso, ma sicuramente io mi ricordo, io e Silvio, Paolo Potenza e Tito, un altro nostro amico, Paolo Tito, anche lui, uscivamo in Veneta A4, dalla Punta della Salute della Canottieri Bucintoro. Traduce un po', Paolo, per i non veneziani, perché noi abbiamo la un Punta pubblico della Salute molto internazionale. Allora, la Punta della Salute è dove c'è la Chiesa della Salute, sotto lì dove adesso c'è la Fondazione Pinol, c'era la sede della Canottieri Bucintoro, che è la più antica società di canottaggio che sia stata fondata a Venezia. Ancora alla fine dell'Ottocento erano andate alle Olimpiadi, addirittura. Figuratevi cosa poteva essere una città che dava un equipaggio che poteva partecipare alle Olimpiadi. Da quel punto, noi che non eravamo certo olimpionici, siamo usciti in Veneta 4. Quando siamo tornati, siamo affondati in piedi con i remi in mano, perché la barca si era progressivamente riempita d'acqua. Una Veneta è alta 10 centimetri dal pelo dell'acqua, quindi è bassissima, e siamo affondati verticalmente. E quindi è per dire come il moto ondoso all'epoca, sebbene fosse ridotto, siamo arrivati proprio davanti alla sede di quella che era il cantiere della Canottieri Bucintoro, ecco. E quindi
in mezzo, certamente. No, ma Abbiamo fatto anche capire tante bene regate che con no? Silvio. Cioè, la Veneta Sempre è come una iole un po' più sottile, no? È un po' più leggera e comunque è tonda sotto e si voga in piedi, no? Per cui è una barca di una difficoltà estrema. No, è Mi carina questa ricordo cosa, no? Perché lui per spiegarci in cos'è quella una occasione, veneta sì, ci sì, spiega che mi assomiglia a ricordo un proprio in quella aiole, ma occasione chi ci che ascolta da fuori Venezia dirà, vabbè, è un chissà aiole, cos'è. dai. belli nomi. Vabbè, è un modo per Una È scoprire. come canoa, un siluro, facciamo tenete conto. La un Veneta è siluro, come un una siluro canoa. tagliato a metà orizzontalmente e stare in piedi, cioè si sta in E piedi noi solo andavamo a quando remi vogare in in acqua. quattro, no? Poi, e quando si tornava indietro in canale della Giudecca, due vogavano e due in ginocchio vuotavano la barca. Ah, ok. E più delle volte ce la facevamo, tranne quella volta che raccontava Paolo che non ce l'abbiamo fatta e come siamo arrivati al pontile della Bucitoro la barca è andata sotto. Siamo affondati Bei in tempi. piedi, teorema in mano. In piedi, Per dire esatto. com'era la situazione all'epoca, adesso non è, benché minimamente, credo che a Venezia non ci sia più nessuno che voga in una Veneta o a 2 o a 4. Ad ogni modo era una barca No, è velocissima. In questi giorni si potrebbe. Ecco, certo. Tornando al libro, vorrei aggiungere qualche parola ancora. Cioè, io ho pensato, era da un bel po' che pensavo di proporre questo libro a Gianandrea e quando glielo dissi lui fu molto contento. D'altra parte io ho pensato a Gianandrea perché essendo più giovane di me e ovviamente molto più giovane di mio padre, non era stato coinvolto direttamente nelle vicende veneziane dell'epoca, ma aveva un po' di distacco che potevano condurlo ad avere una maggiore oggettività rispetto al periodo in cui mio padre operò. Teniamo conto che si potrebbe dire un trentennio, anche se dopo cominciava molto prima e continuò molto dopo. E quindi mio padre fu consigliere comunale della lista dei Verdi per un periodo relativamente lungo perché poi la giunta cadde, ci furono delle trasformazioni notevoli nella situazione politica della città. E quindi Gianandrea ha avuto modo, a parte che lo conosceva bene, ma non aveva lavorato direttamente con lui da questo punto di vista politico, se non nelle liste verdi nella fase finale. E quindi devo dire che ha svolto un ottimo lavoro. Silvio Testa, ad esempio, lo conosceva fin da ragazzo, perché con Silvio appunto si andava a attaccare i manifesti del fronte per la difesa di Venezia di notte. E quindi non proprio, ma insomma, in zone centrali della città. E così eravamo molto, molto attivi. E quindi mio padre l'ha conosciuto molto bene, molto, come lo dice lui stesso, molto da vicino, ma le cose viste successivamente, man mano che passa il tempo, vengono messe in un contesto più generale che va ovviamente riconosciuto. Gianandrea è stato questo discorso dello sviluppo, no? Se doveste dire qual è oggi la testimonianza, la ricerca, l'impegno che è stato più importante e che è importante anche oggi, che oggi diciamo guarda come ha saputo vedere questo aspetto di Venezia o della laguna o non lo so, ed è ancora attualissimo. Quale punto dovremmo mettere a fuoco? Chi risponde? Ma ci sono vari punti secondo me. Sicuramente il fatto di capire che prima di intervenire, cioè per tutelare la laguna di Venezia, il suo incredibile ecosistema, bisognava intervenire prima di qualsiasi altra cosa sulle cause che stavano causando il dissesto idrogeologico e ambientale della laguna.
questo Pino lo ripeteva in continuazione. In realtà probabilmente le scelte politiche negli anni 60 direi che hanno proseguito fino ai giorni, quasi ai giorni nostri, in teoria, più che intervenire nel dissesto, per bloccare le cause, sono andate direttamente invece a progettare degli interventi spesso molto più invasivi, come per esempio la chiusura alle bocche di porto, il progetto del sistema Mose, quando c'era ancora la necessità di interventi più diffusi, complementari all'interno della laguna, anche di natura ambientale, che avevano una priorità e che era una cosa peraltro stata individuata nella legge speciale del 1992, mi sembra, poi però in gran parte non rispettata. L'altro aspetto, penso, di Pino era anche aver individuato un aspetto che riguarda sostanzialmente ancora oggi la problematica di Venezia, era quello di una grave di una assenza da parte dello Stato in realtà. La prima legge speciale del 73 diceva che la salvaguardia di Venezia era di preminente interesse nazionale, no? Quindi lo Stato dopo l'alluvione del 66 finalmente interveniva e prendeva in carico il progetto Venezia, la salvaguardia della città. Decideva poi anche le diverse, suddivideva le varie competenze tra lo Stato, cosa doveva fare il comune, la regione, la vecchia provincia, però sostanzialmente poi, come sappiamo, gran parte degli interventi, soprattutto nella la grande opera, sono poi state di fatto sfuggite allo Stato italiano, lui denunciava, e finite a un consorzio di imprese private. E non è che contestasse Pino direttamente questo aspetto, diceva che mancava chi controllava le imprese, che era l'ex magistrato alle acque. Lui più volte interveniva sul fatto che c'era stato un abbandono del magistrato alle acque, con mancanza di personale e molti altri aspetti, e quindi l'incapacità di poter controllare quel consorzio che doveva, per esempio, in questo caso intervenire alle bocche di porto. E questo poi è un problema che c'è ancora oggi, che tuttora è attualissimo. L'altro elemento era anche un ritardo negli interventi di salvaguardia di Pino, che metteva sempre in evidenza, non solo per la questione che fosse troppo incentrato l'attività sul sistema Mose, anche il ritardo sugli interventi compensativi nella laguna di Venezia, o peraltro per la messa in sicurezza, penso a Piazza San Marco. Anche questi sono sostanzialmente attuali. Il sistema Mose sappiamo che non è ancora finito, in grave ritardo, non entro nel merito, Mose sì, Mose no, ovviamente, non è questo, e tutto sommato era contrario al Mose, Pino, ma aveva anche una certa apertura su questo tema. C'è un ritardo su ancora interventi di salvaguardia della città, e la drammatica alluvione del novembre dell'anno scorso lo ha dimostrato, no? Ha aperto nuovamente gli occhi al mondo sulla criticità di Venezia. C'è un ritardo per esempio sugli interventi lagunari, moto ondoso, ripristino morfologico, penso ai piani di compensazione del sistema Mose, quindi il piano Europa, tutta una serie di interventi diffusi in laguna di Venezia, fondamentali quanto poi la difesa dalle acque alte eccezionale, quindi della chiusura alle bocche di porto. La sua visione, secondo me, era una visione molto attenta, che leggeva anche attentamente quali sarebbero state le conseguenze in futuro, e aveva ragione, perché poi, se penso anche alla sua preoccupazione di troppo potere in mano a pochi e la paura che potesse esserci della corruzione sulla salvaguardia della città, e poi che aveva visto molto bene. E poi c'è stato i magistrati appunto hanno indagato, come sappiamo, 5 anni fa, con arresti politici e imprenditoriali. Pino, secondo me, ha avuto una grande capacità di lettura del problema Venezia,
ed è per quello che secondo me la sua, le sue capacità di lettura, come dicevo, sono attualissime, sono ancora molto attuali. E chiudo anche, ci tengo a dire un aspetto secondo me molto importante, che lui lo scrive, lui lo racconta, un'intervista, una delle poche interviste che aveva rilasciato sul fronte per la difesa di Venezia. Io penso che il fronte, ne colgo l'occasione con Paolo e Silvio, sia un momento della città dal punto di vista storico e sociale che andrebbe molto approfondito. Non ci sono, secondo me, altre simili situazioni in Italia in cui una trasversalità politica e anche di partecipazione, albergatori, commercianti, pescatori, cittadini, studenti, intervengono su un unico obiettivo, che era quello della salvaguardia della città, in un periodo assolutamente in cui la parola ecologia o soprattutto la parola ambientalismo era ancora un lessico fuori dal dibattito generale politico. E quella fase storica, lo scontro di Pino Rosasalva, per esempio, con Vladimiro Dorigo, quella figura incredibile di Indro Montanelli, una figura di destra, anche in qualche modo di destra a destra, possiamo dire, che a Venezia assunse delle posizioni progressiste fino a indicare il voto del Partito Comunista, lui che era un anticomunista per eccellenza, proprio perché prima di tutto veniva la salvaguardia della città e allora il vincolo paesaggistico, la preoccupazione di un ampliamento della zona industriale in un sito particolare come quello che poi sarebbe diventato patrimonio UNESCO, secondo me è un insieme, un'analisi di situazioni politiche, sociali, economiche, ambientaliste, di contraddizioni tra sviluppo e situazione ambientale che oggi è ancora presente e che oggi ci proietta una sfida futura, che è quello del cambiamento climatico e della necessità della sopravvivenza di Venezia oggi di fronte alla grande sfida climatica del futuro. In quel periodo queste problematiche, pur contestualizzate a quel periodo storico particolare, il fronte lo avevano riconosciuto. È una grande esperienza politica sociale che meriterebbe, noi l'abbiamo provato spesso a farlo con Paolo, anche con articoli, anche con un precedente libro che ho scritto sul fronte per la difesa di Venezia, grazie sempre a Supernuova Edizione, che peraltro si trova ancora nelle librerie online. Abbiamo provato perché secondo me è un elemento molto importante per capire ieri e oggi la problematica di Venezia. Oh. Sì, e anche a Paolo mi piacerebbe sentire loro se sono d'accordo su questo aspetto. Ma cioè io ho l'impressione, cioè la caratteristica peculiare del fronte, no, che ha sottolineato anche Gianandrea, è questo interclassismo, chiamiamolo così, no, per il quale nel fronte c'era l'operaio, c'era l'artigiano, c'era l'avvocato, c'era l'albergatore, il commerciante, no? Cioè, io penso che quello sia stato forse un caso fortunato della sorte, cioè nel senso che lo shock del 66 era stato tale, inaspettato, con una città del tutto impreparata, che aveva fatto sì che
la paura in qualche modo avesse fatto fare massa critica a tutti quanti e ragionare in termini di sopravvivenza della città, no? Poi piano piano gli anni sono passati, i fenomeni di dissesto si sono moltiplicati, si sono succeduti. Come dire, la gente ha cominciato da un lato a convivere, no? Con questo fenomeno, cioè di progressivo degrado, no? Dell'ambiente e quindi con i riflessi sulla città. E questa convivenza ha finito per spegnere quella spinta comune che c'era stata negli anni 60, per far emergere invece le differenze, no? Per cui da un lato le forze del lavoro, le forze dell'industria, le forze del capitale, e da quell'altro le forze di chi piano piano cominciava a elaborare delle politiche ambientaliste che poi, se correttamente interpretate, avrebbero potuto anche offrire delle forme di industria diversa, no? Cioè, è un po' uno scontro che è epocale e avviene sempre, no? Quando oggi vediamo sul fronte del coronavirus, no? Una spaccatura verticale nel paese, per cui ci sono quelli che vogliono continuare con la chiusura più stretta per paura della pandemia, e quegli altri che vogliono aprire tutto perché sennò l'industria, il lavoro o gli esercenti o gli artigiani vanno a patrasso. Beh, è la stessa cosa, no? Cioè, per cui sì, diciamo che l'ambientalismo di oggi, come posso dire, non è più così trasversale come era stato a quell'epoca, connota una parte più attenta, più riflessiva, forse più sensibile e magari meno economicamente interessata della città su determinate parole d'ordine, no? Ma mentre sai, sul fronte opposto, sì, questo rispecchia un po' il problema che abbiamo anche a livello nazionale, che però credo adesso forse finalmente di buona questa epidemia avrà avuto, che ci ha messo di fronte alla necessità di ripensare un po' il modello di sviluppo, perché in realtà il conflitto fra lavoro e ambiente, sviluppo e ambiente è un falso problema, è una falsa contraddizione, no? Se qualcuno lo vuole vedere in una prospettiva un po' più lunga, certo che se la vedo nella prospettiva di un anno o di pochi anni, certo che conviene sfruttare il più possibile, tanto poi magari io sono un industriale di 80 anni, fra poco muoio e chi se ne frega, no? Però se vedi le cose un po' più in prospettiva, non è una contraddizione lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente, anzi, e credo che anche l'esperienza dell'alluvione di novembre, no? Qualcosa potrebbe aver insegnato in questo senso. ma sai cosa? Secondo me la tendenza è quella di spolpare l'osso fino all'ultimo lembo di carne. Cioè non ci saranno auto elettriche o comunque a energia pulita fin tanto che l'ultimo pozzo di petrolio non avrà pompato l'ultimo litro. Quando poi non ci sarà più petrolio, allora vedrai che no. Ma fin tanto che le cose non sono così, ci sarà sempre questo braccio di ferro che poi sostanzialmente finisce sempre per essere vinto dalle forze economiche, no? Perché anche ragioniamo un po' su tutte quelle che sono state le analisi come dire, le indicazioni e la piattaforma elaborata da Pino. Siamo stati tutti dei perdenti perennemente fino sostanzialmente a oggi. Non ci sarebbe stato novembre dell'anno scorso se fossimo stati noi i vincenti in questo braccio di ferro. Il Mose, con tutto quello che lasciamo perdere, cioè, diciamo, i costi, la corruzione, eccetera, no? Ma
è la risposta ingegneristica a un problema ambientale che nasce. Da cosa nasce il problema ambientale? Nasce dall'incompatibilità di una portualità moderna all'interno della laguna. No, quello è il tema che già allora in qualche modo era emerso, no? Ma il MOSE è stato fatto non per salvare Venezia dall'acqua alta, intendiamoci, è stato fatto per garantire, come posso dire, tamponare una situazione in cui la città era a rischio, ma comunque mantenendo la portualità all'interno della laguna, perché se il porto fosse stato estromesso, come necessariamente sarà in un futuro prossimo o lontano, gli interventi sarebbero potuti essere totalmente diversi, che erano quelli su cui ragionava Pino. Purtroppo il compromesso è sempre al ribasso, certo. No? E chi perde è, come posso dire, il vaso di coccio tra i vasi di ferro. Bene, io passerei a Paolo. Cioè, Paolo, tu in casa tua a quell'epoca avevi di tutto che arrivavano dentro, personaggi famosi, meno famosi, intellettuali, cioè Montanelli, cioè come si viveva in casa il periodo? Non era facile. Il primo ad arrivare fu Dino Buzzati. Wow, Beh, che invidia! Ricordiamo No, era inviato del Corriere della Sera. Io da figlio vedevo queste cose un po' distaccato, proprio. Arrivava con un mantello nero e mio padre lo portò con la sua barca, perché tenete conto che mio papà era un personaggio un po' singolare, nel senso che aveva un bel motoscafo di dalla Pietà, e portava qualsiasi giornalista italiano, nuovozelandese, australiano, americano, inglese, canadese, li portava a fare un giro sul canale dei Petroli, vedere la zona industriale, prima la seconda, per spiegare un po' qual era tutta la situazione all'epoca. Arrivò Dino Buzzati, lo portò a fare questo giro, uno dei primi che lo fece, e scrisse, ricordo bene, un articolo sul Corriere della Sera, che peraltro a parole diceva che mi sembrava difficile fermare il progetto che si stava attuando, cioè la cosiddetta terza zona industriale e il relativo canale dei Petroli. Così come ricordo per primo Buzzati, ne arrivarono Montanelli restò a Venezia parecchio tempo per scrivere, restando sul posto, ciò che aveva fatto una serie di articoli che sono stati poi ristampati su un volumetto titolato Per Venezia. Che Gian Andrea conosce bene, e quindi diciamo ma anche all'epoca arrivava l'Economist per dire per i problemi della laguna, perché all'epoca non era il punto di vista ambientale o ambientalista, esisteva il problema della laguna. Venezia e la laguna, cioè l'industria e Venezia, che venivano viste tante volte in maniera un po' artefatta, in contrapposizione. Si cercava di spiegare anche a volte i punti di vista di possibili soluzioni. Pensate che ancora negli anni 70-75 avevamo fatto degli studi per vedere di cambiare alcune banchine o aree della prima zona industriale da aree industriali a aree di sviluppo portuale di altra natura, quello di cui si sta parlando adesso, di portare alcune navi da crociera a Marghera, una delle ipotesi, che non è quella che fa Silvio ovviamente. Negli anni 80 ci fu un cosiddetto progetto 80 che era stato sostenuto dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. All'epoca era retto dal professor Ruffolo, e Ruffolo proponeva un ridimensionamento del porto addirittura, no? Di conseguenza nel 70 il COSES, che era un consorzio per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Venezia, con sede a Venezia, pubblicò un rapporto molto corposo su il porto per Venezia, in cui spiegavano il ruolo del porto nell'economia veneziana.
ripeto, tutti questi aspetti venivano presentati a giornalisti, a persone che dovevano fare dei film, A documentari. casa tua, Sì. nel tuo salotto. Ma Sì, esatto, appunto. ma tu come lo vedevi? Che Perfino dicevi, Mauri, oh, è il arrivato famoso. un altro, cioè com'era il rapporto tuo con tutti questi No, personaggi io che giravano? partecipavo, siccome io parlavo già abbastanza bene l'inglese, siccome molti erano stranieri, io facevo da interprete e poi queste cose le conoscevo talmente, se ne parlava ogni giorno, posso dire, in certi momenti dicevo, si potrebbe parlare di qualcos'altro. Infatti la presentazione del libro curato da Gianandrea è una presentazione mia che è una pagina, e la conclusione è: ma che fatica stargli vicino. Perché poi la figura del padre o del papà che è una figura, come si dice, che lui mi chiedeva di dargli una mano, mentre l'altro mio fratello non esisteva, che poi mio fratello sta a Milano e così, cioè non si interessava di queste cose. E la figura di tua madre, perché dal libro si capisce che era una coppia unita, che era sì, molto, molto, no, molto seguiva sempre le sue, comunale, esatto, seguiva sempre il marito. Andava tutte le sere a ascoltare, lo aspettava, tornavano a casa assieme, cioè, alle 3 di notte. Alle 3 di notte, sì. No, ma mia mamma non partecipava a queste dal punto di vista dei contenuti, sapeva anche lei ovviamente seguendo queste cose, ma io mi ero dedicato di più ad alcuni studi specifici. Infatti io mi sono prima laureato in architettura e poi ho deciso di prendere una laurea in urbanistica proprio per sviluppare questi aspetti, questi contenuti che poi diventavano di carattere cosiddetto ambientale. Ad esempio insegnava architettura il professor Virginio Bettini, che conosceva molto bene mio papà, che era professore di ecologia, con cui erano stati affrontati alcuni temi specifici della laguna. Ad ogni modo arrivavano continuamente giornalisti da tutto il mondo. Per avere notizie e informazioni. Pino, oltre a essere, perché immagino essere un ambientalista, non so, i soliti ambientalisti rompiballe, suppongo, no? All'epoca all'epoca era proprio uno scontro, nel senso che esatto. era presidente onorario di Italia Nostra, sì, in quell'epoca c'era lo scontro tra le cosiddetto partito delle contesse, certo, che era quello esatto. di Italia Nostra, e invece quello di Dorigo, Snenghi e altri che erano invece i progressisti per lo sviluppo industriale, erano i moderni. Io volevo mettere anche un punto sulla sua figura, che era anche di artista, un disegnatore, un fotografo. Lui mio padre Pino, ha fatto un percorso che è abbastanza caratteristico di persone che hanno attraversato il mondo dell'ambiente. Per esempio, faccio l'esempio più importante: Peter Scott, che è fu il fondatore del World Wildlife Fund International, era scozzese, come dice il nome Scott, e fondò prima l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, cioè organizzazione di carattere mondiale, e poi il World Wildlife Fund, e Sir Peter Scott era un pittore di fondo, ma non era un pittore, era un pittore naturalista, cioè faceva dei paesaggi, dipingeva la fauna, la flora, era un abilissimo acquarellista che fece degli acquerelli di pesci tropicali, di animali o di uccelli acquatici. Questo Peter Scott costituì a Slimbridge, nel sud dell'Inghilterra, un'oasi, chiamiamo un'oasi naturalistica, in cui aveva raccolto le specie in via di estinzione che aveva raccolto un po' in tutto il mondo. Tenete conto che questo Sir Peter Scott era figlio di quel Malcolm Falcon Scott che morì cercando di andare al Polo Sud. Non so se vi ricordate, persone di livello
che partì coi cavalli e i cavalli morirono e andò Amundsen, che invece era partito con i cani, cercò di salvarlo ma non ci riuscì. Ma persona di altissimo livello. Era anche lui all'inizio un pittore, però diventò molto più famoso e la sua artisticità si concretizzò, la sua creatività divenne la tutela, la conservazione, la gestione della natura. Mio papà ha fatto un percorso non certo di livelli del genere, ma sicuramente a Venezia è molto, molto importante, perché ha seguito la stessa. Lui pur essendo figlio di un pasticcere non volle assolutamente stare in pasticceria. Pensate che lui andava a fare il turnista di notte alla Leghe Leggere invece che stare in pasticceria. Esempio che spiega un po' la natura della persona. E dopo fece il liceo artistico con importanti artisti veneziani come Saetti, per dirne uno. Guidi, studiò con Guidi all'Accademia di Belle Arti. E dopo partì, quando lo chiamarono andavo in Albania. E anche questo sarà un capitolo da affrontare, da vedere. Da affrontare. Ma quello lo affrontiamo perché la Rossella, materiale. La Rossella ha anche un debole per l'Albania. Che ha avuto un ruolo importante. E quindi questo è il percorso che ha fatto. E da qui, anche lì, lui faceva acquerelli di natura, di ambiente, di barene e così via. E l'ha continuato a fare finché aveva 90 anni, insomma. Però la parte fondamentale diventò la tutela e la gestione della natura in sé. Cioè è cambiato l'obiettivo, ma il fine, diciamo, ma l'interesse era quello. Infatti all'inizio dicevano, ecco i soliti romantici che vogliono la laguna per gli amori. Mi ricordo che qualcuno che diceva, scusate, ma tu vai dentro al petrochimico con tua amorosa a passeggiare, non so, andrai là lungo un bordo lagunare, che ne so. Ma insomma c'erano addirittura queste frecciate abbastanza. Andrea, dicevi sull'Albania? No, sulla questione degli alpini, no? Della Brigata Julia e l'attività in Albania che fece Pino, che viene ricordato spesso nel libro, non solo da me ma anche da altre testimonianze. E è anche molto bella il fatto, no, che quando fu in consiglio comunale Pino Rosasalva nelle liste verdi, in quel periodo i verdi, soprattutto i verdi veneziani, veneti del nord-est, erano molto legati a una grande figura, se mi posso permettere di dire, almeno personalmente l'ho sempre molto stimata, che era quella di Alex Langer, e che era un pacifista, fino alla fine lui era disponibile appunto arrivare a far di tutto per la pace. Era un movimento che era molto forte dentro i Verdi, e quando ci furono la guerra del Golfo e anche poi quella nell'ex Jugoslavia, in cui appunto sfiorarono l'attività politica di Pino in consiglio comunale, Pino si trovò molto in difficoltà perché lui era molto legato, e lo disse anche in un consiglio comunale, agli alpini, alla fedeltà, se lo Stato chiama, all'onore, no? E questo era molto forte, per cui era molto in difficoltà anche di fronte anche a mozioni pacifiste e quant'altro, però ecco, quello che mi hanno raccontato, che ricordo anch'io in quel periodo, perché iniziavo un po' a fare anch'io il giornalista in quel periodo, forse Silvio Testa se lo ricorda perché lui era là a seguire i consigli comunali. Io ero detto di lui che facevo le dirette con Radio Città Aperta, che era Radio Popolare Network, fino alle 3 di notte a seguire le dirette del consiglio comunale, quindi insomma imparavo molte cose. E Pino appunto, quando appunto ebbe una posizione differente, mai nessuno, né dentro il consiglio comunale né fuori, nello stesso partito Lista Verdi, si permise di mettere in discussione la sua posizione, la sua moralità, la sua onestà intellettuale era così forte che ebbe un peso determinante anche in quelle situazioni. E Leopoldo Pietragnoli, peraltro nel libro che lui seguiva come cronista,
la questione lo racconta molto bene, anche con una grande emozione, molto bello, soprattutto la parte finale della testimonianza di Leopoldo Pietragnoli. Penso che sia anche questo un elemento molto particolare della figura di Pino. Bello. Va bene, io sono le 10, noi abbiamo anche un altro appuntamento con la Malesia fra poco. Anche perché povera lei è. E niente, allora ricordiamo il libro Pino, Rosa Salva, Venezia, ma lo vediamo solo noi. Venezia è la città. Sapere se ci sarà una presentazione pubblica quando sarà possibile. Allora, era stata fissata l'Ateneo Veneto dalla famiglia Rosa Salva per poter fare una presentazione degna di per Pino, e dal 7 aprile ovviamente è slittata al 24 maggio e penso che slitterà ancora, non so quando, perché ovviamente mi sembra in questa fase sia molto difficile. Il distanziamento sociale non ce lo permette, però spero di sì. Ma anche ne faremo una anche di a Cassavio. Chi ha scritto nel libro lo merita Pino, insomma, ecco. Sì, facciamone una anche qui a Cavallino, sì, dai. Ma come no, certamente. Certo. Va bene, ringrazio Gianandrea, grazie mille, è stato bello sentirvi, grazie a Silvio Testa che in questo modo, questo primo contatto, poi magari ci risentiremo per altri problemi della laguna. No, perché oggi siamo riusciti a tenerli fuori, ma c'erano quelli del comitato non navi qua che minacciavano l'invasione. A proposito delle contraddizioni di Venezia, no? Del comitato non navi di Punta Savioni, che ci sono degli esponenti. E ringrazio Paolo, come sempre un amico, grazie per questo incontro, anche con lui ne faremo, e in chiusura diciamo che Paolo e Pino sono gli ideatori della Vogalonga di Venezia. Sì. Questa qua non l'abbiamo detto, lo diremo prossimamente con un'altra puntata. Con Silvio, sempre con Silvio, perché anche lui era sempre presente. Ma meriterebbe, penso, una puntata alla Vogalonga. Esatto, la faremo. Come era una volta, come è adesso, perché c'è anche lì sono un percorso. Sono uno dei 16 che le ha fatte tutte. Bravo. Complimenti. Anche mio nonno le ha fatte quasi tutte finché è rimasto. Va bene. Vabbè. Ma il mio sogno è restare l'ultimo. No? Certo. Grazie mille per grazie la serata. Grazie a voi. Ciao. I see that white sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments, I was yours and you were mine. Callie, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Callie, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Callie, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring down at countless palm trees, shrinking into none.
top down with the blue skies glowing, filling life with light. Wind ran through your long dark hair, oh baby, what a sight. Callie, Callie, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Callie, Callie, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Callie, Callie, won't you make a place for me somewhere? When we parted ways, somehow I knew I'd never see times like this again, when we were careless and so free. I kissed you goodbye and missed you oh so terribly. I never forget the promise that you whispered me. Callie, Callie, won't you make a place for me? I can't forget. Eccoci qua, nuovamente abbassiamo qui la musica, ritorniamo in studio, abbiamo lasciato gli amici di Venezia, adesso facciamo un salto enorme, anche nel tempo, perché là sono le 4 di mattina, già siamo al quarto, quinto caffè, e siamo in collegamento con la Malesia. Con Vanina dalla Malesia, grazie per essere con noi a quest'ora assurda. Grazie a voi, ma dopo tutto non c'è più la routine, non ci sono più orari. Ecco. Allora, Vanina stava facendo un viaggio bellissimo in Oriente con varie tappe interessantissime, ma poi si è trovata a dover prolungare, senza desiderarlo troppo, la sua vacanza. E allora raccontaci un po' dove ti trovi intanto. Allora, io mi trovo, direi, in un altro paradiso. Il primo paradiso è Cavallino Treporti, il secondo paradiso che ho trovato è quest'isola, Langkawi. Quindi siamo nell'estremo nord della Malesia e l'estremo sud della Thailandia, perché sono più vicina alla Thailandia, 1 ora e mezza di ferry, diciamo, di motonave, come vogliamo chiamarla, e invece diciamo che sono a 1 oretta di aereo da Kuala Lumpur, che è la capitale della Malesia. Ok. Quindi sono più vicina alla Thailandia, ma sono già in territorio malese. Okay. Sarebbe un paradiso, qui abbiamo le palme, abbiamo dei tramonti meravigliosi, diventano di un rosso stupendo, e un'isola duty free, quindi senza tasse. sarebbe stato da divertirsi, diciamo, mettiamola così, ed era veramente un bel posto per finire le mie vacanze, il mio viaggio in bellezza. Invece no. Ora è un obbligo. E siamo in lockdown, anche noi, ovviamente. Direi che la mia situazione rispetto a tante altre è molto positiva, perché il lockdown che stiamo seguendo noi ovviamente sono le regole che provengono dalla capitale, da Kuala Lumpur, dove ci sono la maggior parte dei casi, dove la situazione è decisamente più preoccupante. Quindi sì, siamo in lockdown, ma in una maniera molto blanda. La segregazione in casa noi non ce l'abbiamo. Quindi potete uscire.
Allora, noi fino alle 8 di sera possiamo uscire, quindi dalle 8 di mattina alle 8 di sera possiamo uscire senza la presentazione di un permesso, ovviamente prendendo delle precauzioni, indossare la mascherina perché altrimenti nei tuoi pochi negozi aperti non ti fanno entrare, ti prendono la temperatura anche qui, giustamente, disinfettano i carrelli, aspetti in fila, però non c'è questa pressione. Ma come numero di casi, deceduti, contagiati, eccetera? Allora, per quello che mi riguarda, la Malesia l'ho controllata ieri, allora l'attivo avevano allora, un 6.000 casi totali, ora non prendetemi alla lettera con le cifre perché poi Sì, no. Sì, tranquilla. E abbiamo avuto un 6.000 casi, ci sono un 3-4.000 casi in attivo, mi sembra che non raggiungiamo il centinaio di decessi, quindi mi sembra che giriamo intorno ai 90-94 decessi da quando si è sviluppato il Covid. Il problema è che qui il Covid si è sviluppato conseguentemente, parliamo di un mese fa. Quindi siamo un po' in ritardo rispetto magari a quello che può essere. Siamo molto vicini a Singapore dove c'è stato un disastro, perché in Singapore ci fanno concorrenza, quindi essendo anche piccolo. Qui in Malesia sono arrivati dopo perché è un paese musulmano e giustamente, come abbiamo fatto anche noi, non hanno cominciato subito a proibire gli incontri, gli eventi. Un incontro religioso molto importante prima del Ramadan, era uno degli ultimi incontri religiosi importanti prima di cominciare il Ramadan che è cominciato l'altro ieri, e un incontro di migliaia di persone. E quello ha scatenato. Quello si è scatenato. Yeah, sì, sorry. Yeah. Never mind. Yeah. 200 casi nel territorio, in 2 giorni siamo arrivati a 600 e poi c'è stato l'esplosione. Quindi c'è chi ha avuto, vedi, la partita di calcio, c'è chi ha avuto l'incontro religioso, è chiaro che questi assembramenti... Senti Vanina, ma a livello, dicevi, le mascherine per esempio si trovano? Perché questo è stato un tema sia in Europa che negli Stati Uniti, non so, sembravano introvabili. Noi siamo un'isola, poi potrebbe essere Venezia, quindi nell'isola i prodotti devono essere importati. Quindi supponevo che le isole sarebbero state raggiunte secondariamente rispetto al mainland. Assolutamente non è stato. Allora, la televisione dà un sacco di informazioni, ma sono in malesiano e quindi noi siamo un po' per aiutare i nostri amici malesi nella produzione. Comunque il governo ha imposto un costo massimo delle mascherine che è di 1 ringgit e mezzo a testa a mascherina, quindi parliamo di 20 centesimi a mascherina. Questo è il prezzo massimo imposto dal governo. Non tutti i negozi lo rispettano, ma tu li puoi denunciare o glielo puoi far notare, quindi ti danno una mascherina, giusto? Le mascherine si trovano assolutamente e vado fiera nel dire che si trovano anche gratuitamente per strada. Mi è successo. Stavo camminando per andare a fare la spesa, parlo di 3 settimane fa, stavo andando a fare un po' di spese, c'era uno scatolone che si vedeva chiaramente era appena arrivato dalla farmacia, con dentro delle mascherine confezionate singolarmente, nuovissime ovviamente, e c'era un semplice cartello scritto sul cartone con scritto: se te ne serve una prendila. Io vi assicuro che questo scatolone è durato 1 settimana, dentro ci saranno stati 300 Cioè, vedi, questo è senso civico, io lo chiamo. E prendi quello di cui hai bisogno, non di quello che pensi potresti avere bisogno in futuro, perché nel futuro tu non lo sai, nel futuro puoi anche dare tu una mano a qualcuno, puoi ricevere un aiuto. Pensa per oggi, quello che ti serve per oggi. Sai, questo ci avvicina a una cultura lontanissima dalla nostra, che forse è un mix di asiatico e di musulmano nel senso migliore del termine, no? Per cui c'è questo rispetto anche per l'altro, questa attenzione per i deboli, è molto interessante. Ascolta, ma lì la popolazione è ubbidiente, rispetta le regole? I malesiani sono forti.
Mm. Quello Allora, io la Malesia ancora non sono entrata nell'entroterra, sono solo in quest'isola qua, quindi non ho un contatto con i locali che vivono, che ne so, in grandi città, che sono un po' più stressati, no? Di noi isolani, che siamo Certo. rilassati. Però la popolazione è principalmente musulmana. Io ho frequentato anche paesi musulmani, ho un sacco di amici musulmani e i malesi sono forti, mi piacciono, sono proprio quella bella parte, proprio non ho mai sentito su di me, io sono bionda con gli occhi azzurri, quindi insomma in un paese musulmano diciamo che attiro un po' l'attenzione, no? Senza voler dare dei pregiudizi, ma l'ho vissuto sulla mia pelle. E invece qui in Malesia non ho mai sentito addosso nessuno sguardo di biasimo, nessuno sguardo di attenzione, nessuno, Sì, sì, proprio sì. non mi si filano. E mi piace molto questo atteggiamento, sono ordinati, sono rispettosi, sono tranquilli, parlano piano, sono Quindi ci calmi. dai un'idea di Asia un po' diversa dagli stereotipi che abbiamo in testa, Oh, sì. perché poi, vabbè, giustamente è un continente gigantesco, quindi va bene. Quindi tu per il momento sei in vacanza, ma durante il giorno quindi potete andare in spiaggia, fare le passeggiate? Ah No, no. 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 Allora non si può passeggiare non più di 3 persone, perché se la polizia invece ti trova, ti consiglia di passeggiare in distanza, Mhm. quindi non più di, diciamo, da 2 a 3 persone. Ovviamente se hai uno scooter sei autorizzato ad andare da solo, a guidare da solo, non puoi portare nessuno, anche nei taxi, puoi chiamare il taxi ma non lo puoi condividere, puoi usarlo solo tu, un passeggero per taxi e sono proibiti tutti i luoghi pubblici di aggregazione, quindi le piscine, quindi le spiagge, quindi il mare, i ristoranti. Ora siamo anche in Ramadan, quindi ulteriori attività Tanto notturne. più, certo. Non è conveniente. Ci sono molti ristoranti che hanno cominciato con l'asporto, si sono Mhm. svuotati i frighi, adesso giustamente è il loro Ramadan e quindi non vale neanche più la pena avere l'attività aperta. Però si riesce ancora a ordinare da mangiare, andare a Sì, fare la sì, sì. spesa, un po' più distante, ma si riesce a fare, insomma. Però Comunque siete chiuse in casa in pratica durante la giornata, esci il minimo quello indispensabile, che esci si quando deve, però sì. quando Ma per perdere la uscite ragione. dopo le 8, scusami, uscite dopo le 8 o prima delle 8? Noi si esce Le fino 8 di alle 8 di sera? sera. Alle 8 di sera in poi non si deve più girare per strada perché la polizia è stata autorizzata a arrestare le persone. Quindi, Sì. E però devo questo dire, è convincente come argomento, Sì. diciamo. diciamo che è convincente. Allora, nella terraferma ho sentito dire che l'esercito sta rinforzando la polizia, quindi non hai più a che fare con la polizia, hai a che fare con l'esercito. Quindi ti comporti ancora meglio, ma nelle Caspita. città ovviamente si parla di un altro tipo di densità di popolazione. Qui la polizia finora ci ha sempre consigliato state a Mhm. casa, piacere, tornate a casa nel momento in cui passano e ti trovano che stai facendo un party e sei magari in 10-14, qualcosa la succede. Quindi Mi pare anche sì. ho visto persone portate via in manette, però nel senso te la cerchi perché lo sai, perché potrebbe essere peggio, perché se fossi a Cavallino sarei segregata dentro 25 metri di casa che ho, quindi insomma. Quindi quasi quasi ti va anche bene star segregati lì. Ma il problema tuo è che non hai il volo per il rientro? Il problema è che noi il volo per il rientro ce l'avevamo il 19 marzo e dal 19 marzo ce l'hanno cancellato 5 volte. Quindi voi siete in attesa del volo che venga ripreso e come funziona? Vi chiamano? Sei tu che devi informarti? Allora, ovviamente siamo noi che dobbiamo informarci. Noi in questo momento abbiamo dei biglietti della Turkish Airlines. L'abbiamo presa per l'andata a Bangkok e ora l'abbiamo riconfermata per il ritorno, però da Kuala Lumpur, non più da Bangkok, perché entrare a Bangkok per noi ora è impossibile. A Bangkok non si entra, a Singapore non si entra, neanche per prendere un aereo per fare il cambio aereo. Quindi noi abbiamo Ah, bisogno. neanche lo scalo, anche tu Esatto, stando all'interno.
Esatto, e questo complica ulteriormente le cose, perché Singapore e Bangkok sono gli aeroporti più grossi vicino a me, che mi darebbero la possibilità di avere qualche più volo a disposizione. Certo. E invece a Singapore e a Bangkok non si entra, a meno che non si sia già in territorio. E avendo chiuso i voli internazionali, noi da qui non si riesce ad uscire. Il problema sarebbe anche se riesco ad uscire e poi mi bloccano da qualche parte, o per fare la quarantina, o perché il mio passaporto è italiano, o perché quel giorno Dici meglio stare in Malesia a sto punto. È peggio, sarebbe peggio, no? Perché almeno lì state più tranquilli e i contagi sono meno. Esatto. Cioè, io non mi sento di lasciare la Malesia finché non sono sicura abbastanza che arrivi a casa. Che arrivo a casa mia. Perché se vengo fermata a Singapore, a farmi una quarantena a Singapore a 7,50 € un caffè, io ne bevo 15 al giorno. Una giornata ne sono bagnata. Il capitale che sfuma. E lo perdi. No, hai ragione. In questo momento meglio rimanere lì. Sarà stato un prolungamento della vacanza e vedila così, diceva qualcuno. Va bene, Vanina, Grazie, grazie per esserti svegliata per noi, per questa Nel cuore levataccia. della notte. Ti abbiamo svegliato. Sì. E niente, ti aspettiamo, non so se augurarti, ti aspettiamo il cavallino oppure ti augurarti ancora la vacanza che continui, adesso non lo so. Auguratemi di tornare a casa, ragazzi. Ti auguriamo di tornare a casa. Va bene, ti auguriamo di tornare a casa. Ho bisogno di cavallino, ne ho bisogno. Va Il bene. cavallino ha bisogno di te. Ti manca moltissimo. Grazie mille, ciao, però ciao. quando tutto questo passi dovete venire a trovarmi qua. Sì. Intanto Jump, 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 jump away from this town into the next day. Jump, 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 jump over the moon. Jump all the morning and all the noon. Jump, 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 jump all night. Won't our mothers be in a fright? Jump, jump, jump over the sea. What wonderful wonders we shall see. Jump, 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 jump far away, and you'll come home some other day. Yeah, 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 yeah.
Eccoci di nuovo tornati qui in studio a Rieccoci. casa. Con gli Sì, stivali delle 7 leghe siamo andati e tornati dalla Malesia. sì, vediamo un po' chi abbiamo. Abbiamo sempre Rossella, Cecilia e Maria Lucia invece che starà dormendo ormai, è troppo tardi. Giustamente, giustamente. Sempre più tardi la chiamiamo, vabbè, oggi è andata così. Maria Lucia non è disponibile, va bene. E niente, allora Aspetta un secondo, perché tra l'altro avevamo discusso su una certa ricetta, perché è una ricetta che ha un nome strano, però volevo lasciarlo dire a lei. vabbè, intanto Chissà. Cecilia ci racconti che è iniziata la feria di aprile a Siviglia. Mamma mia, è iniziata sabato scorso, virtualmente. Sì, solo sui balconi e basta, insomma, tutti, ognuno fanno la feria a casa. Sì, perché guarda, per tutti i cellulari si è mandato un messaggio. Eccola E qui. per proporre, eccola lì, Lucia. Sì? Sì, Lucia, ti abbiamo chiamato un po' tardi, ma comunque ci sei sempre. Sempre per Sempre. voi. Brava. Allora, Scusa, ma avevamo una serie avevamo un incontri. libro molto importante su un veneziano molto importante, così allora abbiamo un po' allungato. Cecilia, racconta un po' per chi non è di Siviglia, che non conosce, che cos'è la feria di aprile. Allora, la feria è C'è una televisione accesa da qualche parte? Forse Maria Sì. Lucia. sì, è uno spettacolo incredibile, luce, colori, musica, cavalli, è tutta un'esplosione di colore, di bellezza, di parola, no? E tutta Siviglia va lì, c'è un recinto speciale dove fa questa feria e normalmente inizia all'1 del pomeriggio, sia la gente già ad arrivare. È tutto diviso in casetas, si chiama. Un attimo, Maria Lucia, dovresti abbassare un attimo il volume del tuo computer, perché fa un ritorno dell'audio. Ah, è quello dici? Sì, è quello là. Ah, ok. Oppure chiudi il microfono se non parli, Lucia. Ecco, Ah, no, ma adesso Sì, si sente ancora. sì, si sente ancora. Va bene, insomma, è una zona di Siviglia adibita a festa, no, una fiera. È una zona, non vi posso dire esattamente quanti metri quadri, però enorme, enorme. Una zona nel quartiere de los Remedios e c'ha una porta grandissima di entrata piena di luci. Ogni anno si dedica a questa porta, si dedica a una parte della città. Certo, la cosa caratteristica di questa feria, perché ognuno dice che l'inaugurazione della feria è a mezzanotte. E infatti, Quindi l'inaugurazione della feria è sabato notte. Sabato e poi quindi si fa tutta la notte di esatto, festa. A mezzanotte. questo per dire, no, che razza di festa è. È molto spagnola, direi, questa cosa, l'orario di cominciare a Molto mezzanotte. andalusa, molto del sud, Sì. perché anche tutte le province di Amicia si fanno ferie di questo tipo e poi anche di Sicilia, un po' simile, non uguale, però sono ecco, dimostrazioni di una bellezza e di una simpatia incredibile, di musica, di ballo, si mangia, si beve. Si fa festa, insomma. Ogni anno si dedica a questa porta, noi chiamiamo strada de feria, questa porta per entrare alla feria. Normalmente
una parte della città, no? Uno spettacolo perché a mezzanotte c'è il sindaco pieno stracolmo di gente e a mezzanotte in punto tutte le luci fanno boom, Si accendono. è l'illuminazione ufficiale che si accende e inizia la feria. Così, siccome quest'anno non c'è la feria, non ci sarà neanche io sembrava potesse essere, invece quest'anno impossibile, allora l'abbiamo fatta in ogni casa, abbiamo chiuso tutte le luci a mezzanotte e 10 e a mezzanotte tutti abbiamo acceso le luci e abbiamo fatto l'illuminazione. Bene, anche questo è un modo per essere tutti uniti e festeggiare E per sopravvivere. per sopravvivere. E per sopravvivere con Lucia cosa ci dai da sopravvivere? Cosa ci offri? Dunque, pensavo qualcosa col cioccolato. Ecco, sopravvivenza. Perché credo che in questo periodo tutti abbiamo Ha avanzato le uova di cioccolato. sì, no, le uova di cioccolato no, abbiamo insomma mangiato cioccolato, ha avuto questo piacere di qualcosa di confortevole, escluso quindi la pizza che già l'abbiamo esaminata. Questa sera pensavo a questa torta di cioccolato che era una torta della mia infanzia, veramente, molto semplice e che aveva un nome che a me prima da piccola ovviamente non diceva niente, però adesso da adulta andando a riguardare questa ricetta ho scoperto insomma che dietro questa ricetta c'è anche una storia. Allora, questa torta la faceva mia madre, quindi parliamo negli anni 50, insomma. È una torta molto semplice, a differenza della caprese che vi ho proposto un'altra volta, ed ha una particolarità che è fatta senza uova e senza burro. Però risulta molto morbida anche umida, quindi ha una consistenza molto confortevole perché è qualcosa di morbido, di cioccolatoso, però non è pesante, insomma. Anzi, un pezzetto di questa torta ricorda proprio come un cioccolatino. Questa torta si chiama Bilbo Bull. Aspetta che me lo scrivo, come si chiama? Come scusami, non ti ho sentito. La torta Bilbo Bull. E dunque, andando a rivedere nel libro di mia madre, che era Il talismano della felicità, che è un libro storico, perché è stata una delle prime raccolte nel dopoguerra delle ricette italiane, insomma, tradizioni italiane. Allora, questo nome in realtà è il nome di un personaggio del Corriere dei Piccoli, che era un giornale ed è del 1923. Quindi era un giornale che veniva con i fumetti, che veniva letto dai bambini, e questo personaggio era un piccolo negro che era diventato insomma personaggio delle storie del Corriere dei Piccoli, ma che io immagino fosse una personificazione dei piccoli negri che venivano dall'Africa, che venivano reduci insomma delle antiche campagne coloniali del periodo post-guerra. Immagini bene
Perché in realtà il personaggio è stato inventato e lo so perché qualche mese fa c'è stata una trasmissione a Radio 3 su questo personaggio. Nel 1908, quindi alla vigilia delle campagne coloniali in Libia e comunque nello slancio così colonialista in cui anche l'Italia voleva il suo posto al sole insieme con gli altri paesi europei. E quindi serviva un po' per lanciare il colonialismo, no? Anche che in Italia. Quindi pensiamo comunque insomma, la sfumatura abbastanza costantemente razzista di una torta al cioccolato che si chiama come il bambino nero. No, quindi... Esatto. Insomma, io ho preparato questa torta e mentre la preparavo, e adesso vi darò le proporzioni, vi dirò come farla, perché oltretutto è una torta semplicissima, ho pensato che, insomma, che anche la cucina non è neutra, non so come dire, così. C'ha insomma, è l'espressione di un'epoca, di un dello periodo. spirito del tempo, della cultura. Ecco, ci sono dei piatti che hanno segnato anche dei periodi, come non so, un po' anche gli anni 70, gli anni 80 si facevano determinati piatti. E allora, per rinnovare il nome di questa torta, per darle un'associazione più carina, insomma più moderna, ho chiesto ai miei nipoti, ai bambini, alle bambine che conosco, ho preparato la torta, gliel'ho mandata a casa insieme con la panna, perché si sposa molto bene con la panna, e ho chiesto, dico, ma come la chiamereste questa torta? E quindi stasera la vorrei ribattezzare con il nome che ci hanno dato questi bambini. Allora, i miei nipoti, che sono 2 maschi, gli hanno dato un nome, diciamo, americano, inglese, Chocolate More, che c'ha un duplice significato, Chocolate More, cioè più cioccolato, oppure Chocolate More moro, insomma. Okay. Invece la bimba, una bimba, una nipotina, Choco Nuvola. Bello! Choco Nuvola. Sì. E un'altra più piccolina, Torta Plin Più, l'ha chiamata. Quindi lascio a voi la scelta. Il dolce è molto semplice. Allora è fatto così: 200 grammi di farina, 250 di zucchero, 100 di cacao amaro, e una buccia d'arancia grattugiata, un cucchiaino di cannella e dunque nella ricetta antica si usava il bicarbonato e il cremore in proporzioni per far lievitare la torta. Noi adesso usiamo il pane degli angeli, e poi un bicchiere di latte. Allora, è di una semplicità estrema, perché tutti gli ingredienti vengono messi in una ciotola, si gira con il latte in modo da avere un impasto morbido che viene effettivamente nero, proprio scuro, scurissimo, e poi si accende il forno a 180 gradi e si mette in una teglia che viene imburrata e spalmata di pangrattato. Questo per consentire il distacco della torta, perché non avendo burro, non avendo uova, non ha grassi, insomma, dentro. E poi quindi, fatto così, si mette in forno. La copriamo con un foglio di carta da forno per evitare che bruci sopra, perché la lievitazione avviene abbastanza rapidamente, ma la torta deve rimanere un po' in forno, un 30-35 minuti, per asciugarsi.
rimane sempre un po' umida. Con lo stecco noi controlliamo l'asciugatura e quando lo stecco è asciutto lo leviamo dal forno. Naturalmente la torta è buonissima, soffice, ecco perché la bimba ha detto ciocco nuvola. Io poi ho fatto un po' di panna montata ed è una cosa strepitosa perché è come un cioccolatino con la panna, davvero. Sembra È molto assolutamente molto consolante questa Che cosa. buona. molto consolante. Via. Come? Che buona, buonissima. Sì, e poi se invece la tagliamo a metà, mettiamo la panna al centro, mi ha ricordato quei, non so, quei biscotti americani che sono neri, Sì, non con mi la ricordo, panna. con il bianco dentro. E diciamo che ci sono molti composti già preparati che fanno questa torta nera, però vi assicuro, questa qui provatela, è di una semplicità estrema ed si mantiene morbida per molti giorni. Ah, perfetto, questo è anche una cosa molto utile da sapere. Bisogna vedere, è difficile che le torte durino tanto. No, ma diciamo che il vantaggio di questa così cioccolatosa, forse non ne mangi 6 fette una di seguito all'altra. Forse hai bisogno di 20 minuti di pausa fra una fetta e l'altra. Esatto. Vedo che la nostra esperta di cioccolato conosce l'argomento. A differenza di altre torte che inducono questa, insomma, di mangiarne in quantità, questa qui è molto saziante. Tant'è vero che nel ricettario di questa Ada Boni, del Talismano della felicità, diceva ne basta un quadratino perché ha la consistenza di un cioccolatino, insomma. Però, quindi... scusa, una domanda sempre molto banale, ma la metti nella solita tortiera, cioè come dimensione è quella o viene un po' più piccola? No, allora questa proporzione io uso un Pyrex rettangolare, normale, come dire. Ecco, rettangolare, così ti viene proprio, se la vuoi tagliare a quadratini. A quadratini, esatto, perché in realtà puoi anche farne dei pezzettini e metterci, non so, la marmellata, se ti piace, una tipo Sacher, oppure Una la mezza panna. fragola. Una mezza fragola, esatto. Ci sta anche bene. Prego? Un po' di frutti secchi, tipo mandorle. Non lo so, zucchero a velo sopra, ma diciamo che il matrimonio migliore è con la panna. A morte sua. La morte sua. Poi con un vino appassito finale, no? Ah, sì, Un sagrantino. Bravo, l'uva passa la metterei nel vino di accompagnamento, quindi un passito, come giustamente ci dice il nostro... Qua se noi non la smettiamo di stare a casa e di fare sti mangiaretti, sarà una tragedia, io vi avviso. È vero. Però ecco, vi ripeto i nomi poetici dei nostri bambini: Ciocconuvola, Chocolate More e Torta Plim Più. Bravissimi bellissimi. tutti. Io ho già scelto, però direi che ognuno può avere il suo nome. Certo. Tanto l'importante è che poi corrisponda alla ricetta che adesso pubblicheremo sulla della nostra radio. Senz'altro. Va bene, io direi... Grazie anche ai bambini che hai arruolato, Lucia. Sì, molto, molto divertiti, mi hanno chiesto perché, dico perché dobbiamo cambiare il nome, la storia. dobbiamo farne uno più carino, più bello.
Va bene, io direi di chiudere qui la trasmissione, che è stata abbastanza lunga ma interessante, anche molto con tutti, varia, molto come varia e sempre. diversa dal solito. Ringrazio Lucia per averci come sempre fatto gustare dolci e non solo. Ringrazio Cecilia da Seviglia, che è sempre con noi, sorridente con noi in questo lunedì, e ringrazio anche Rossella per l'aiuto che ci dai, che dai il tuo Grazie contributo al nostro alla... regista Ringraziamo Gianluigi, senza il quale tutto ciò non Non andrebbe in sarebbe onda. possibile. perché se no E con questo vi chiudo, perché ho io il pulsante con i bottoni e faccio andare la sigla finale. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo e buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte, ciao ciao. grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Every time I wanna change, there is someone at my door. When I'm back to rearrange, you just want more. Keep the score. Every day when you're with me, I feel your shadow closing in. It is suffocating me. Oh, can't you see? Can't you see? And now it makes me wonder, but now I won't believe. And now it makes me wonder, but now I won't believe. Every time I wanna change, there is someone at my door. When I'm back to rearrange, you just want more. Keep the score.